Salve ragazzi, oggi comincia il primo episodio dei misteri dei Pokémon, quindi Pokémon Black. Sicuro conoscete tutti i primi giochi di Pokémon rosso e verde. Beh, si dice che nei mercatini in Giappone vendevano un gioco, Pokémon Black. Quel gioco era come rosso e verde, andava tutto bene fino alla scelta del Pokémon. Tu sceglievi un Pokémon e oltre al Pokémon che sceglievi te ne compariva un altro, Ghost. Questo Pokémon aveva una mossa speciale, non mi ricordo tanto come si chiama, però questa mossa, quando si combatteva con un Pokémon, lo faceva scomparire. Paura, eh? Comunque, andando avanti nella storia, piano piano sconfiggete tutti i Pokémon facendoli scomparire. I Pokémon scomparivano prima facendo il verso lievemente, così. Per esempio, prendiamo Rattata. E poi non si vedeva più il Pokémon. Alla fine di tutta la storia battete la Lega e alla fine di tutto si compra la scritta e molti anni dopo, e quindi voi vi ritroverete, indovinate dove? Vi troverete vecchi, girerete per tutta accanto con la musica della Mandonia. Poi però, quando arriverete a casa vostra, e poi a proposito, la cosa più inquietante è quando siete vecchi girate con la musica della Mandonia per tutta accanto. Non c'è nessuno in giro, nessun allenatore, né la madre, né il professor Rock, nessuno. Allora arrivate a casa vostra e vi girano tutte le immagini di Pokémon che avete battuto e fatto scomparire. Allora voi dovete affrontare Ghost, il vostro Pokémon, ma voi con il vostro corpo sapete usare solamente Schianto. Ma a un certo punto Ghost usa la sua mossa e voi scomparite. E poi potrete ricominciare il gioco. Quindi ciao ragazzi, al prossimo episodio di Misteri dei Pokémon.